Buongiorno a tutti e bentornati a Val Grande. Queste giornate grigie, ormai di autunno inoltrato, insomma c'è l'umidità che fa parte delle nostre giornate, che noi cerchiamo di riscaldare qui a Val Grande con le nostre pietanze. Cerchiamo di interpretare i desideri dei nostri ospiti quando arrivano ed entrando nella sala della ristorazione si avvicinano alla stufa. E sembra quasi che richiedano qualcosa di caldo, di caloroso, che noi cerchiamo di dare loro attraverso le nostre pietanze. Infatti questo è il periodo delle preparazioni delle minestre, delle zuppe, rifacendoci un po' a quella che era la tradizione di casa. Quindi giornate fredde, minestrina calda, preparata con il brodo, preparato e realizzato con le carni provenienti dal nostro piccolo allevamento familiare e con la preparazione delle paste fatte in casa, non solo delle paste ripiene, ma anche la preparazione delle minestre a base di uovo, che quindi sono altamente proteiche e riscaldano i nostri animi e i nostri piatti. Una di queste preparazioni è la zuppa imperiale, che non è propriamente della nostra tradizione veneta, ma è di un piatto di tradizione emiliano-romagnola. Un piatto preparato con uova, semolino, formaggio grana e noce moscata. Una ricetta che nei gusti può assomigliare un po' ai nostri passatelli più conosciuti, però è sempre una minestra calda che qui a Val Grande si può assaggiare, ovviamente assieme a tutte le altre preparazioni realizzate da noi. Se siete curiosi di assaggiare anche queste semplici preparazioni, vi invito a venirci a trovare. Lo potete fare però sempre prenotando il vostro tavolo attraverso i contatti che troverete tra le pagine social dove noi siamo presenti o tra le pagine del nostro sito. Per il momento io continuo nella mia preparazione e vi aspetto. Ciao!